Il web non è una finestra aperta sul mondo, ma è una porta in cui il mondo entra. Parleremo proprio della scelta che i ragazzi fanno di stare connessi molto tempo, di dialogare tra di loro, ma anche di cominciare per esempio ad acquistare giochi, ad acquistare videogiochi, che nella struttura della vendita online è la prefigurazione del gioco compulsivo, cioè si va verso forme che gli adulti conoscono bene, che sono quelle del gioco a domicilio, il gioco d'azzardo a domicilio. Allora, fare un intervento di riflessione con le famiglie su questa cosa e anche e soprattutto di avere delle abitudini familiari che permettono di vedere questa cosa, perché le abitudini familiari non sono, come dire, censorie, è difficilissimo assumere un'ottica censoria all'età dei ragazzi della scuola superiore, mentre la possibilità di avere delle abitudini familiari di dialogo dove l'accesso a questi strumenti nei momenti cruciali, tipo la cena, il pranzo, la domenica, eccetera, possono essere oggetto di conversazione. Ovviamente per fare questo bisogna che anche i genitori siano bravini, perché chiedere ai figli di fare quello che i genitori non fanno non funziona, con i ragazzi non funziona. È un tema che ci sta molto a cuore sia noi insegnanti che anche i genitori, perché i ragazzi, diciamo, sono soggetti a varie dipendenze, oltre a quella dell'alcol e della droga che possiamo ben immaginare. Uno degli aspetti più sentiti delle dipendenze oggi è proprio quello su internet e cellulare, l'uso costante del cellulare e la costante connessione con l'intero mondo. I ragazzi difficilmente riescono a staccarsi da questo strumento, riescono a concentrarsi su quello che stanno facendo perché sono completamente assorbiti da questo strumento che hanno perennemente sulle mani. In certe occasioni gli insegnanti lo usano come strumento di lavoro, gli danno delle ricerche da fare utilizzando proprio il cellulare, in modo che questo strumento che loro amano sopra ogni cosa lo utilizzino anche per uno scopo ben preciso, per cui non ritirarlo completamente ma lasciarlo a disposizione ben visibile dall'insegnante. Questa è la norma che è emersa nell'ultimo collegio docenti. Poi ogni insegnante è libero di o metterli sulla cattedra o tenerli sul banco, comunque che sia uno strumento che possa essere utilizzato o meno, cioè utilizzato per fini scolastici oppure venga accantonato, perché i ragazzi tendenzialmente lo usano sotto il banco per messaggiare, per giocarci, per cui abbiamo dovuto trovare per forza una soluzione a questo problema.